appena abbiamo pigliato per la porta, un'era serratura che si poteva rapere. E che avevo sbagliata a casa? Quando mai? A casa era chi da giusta, erano gli inquilini che erano sbagliati. In che senso? Nel senso che sentiamo il rumore all'interno dell'appartamento e noi ci bussiamo. E ne viene ad aprire una cristiana, così sguaiata, così aggressiva, vero? Ma è così l'aria. Caso c'era Lucia Domata l'aveva scanciato con un maestro napoletano. E per dire chi sa, se viene da Rince ne viene a dire e buaci così, dire che schifo volete? Mio marito con tanta rieducazione e gentilezza ci mostrò a liceo comuni chi dà l'assegnazione della casa e ci spiegò tutta la situazione, vuol dire. E Idda? E Ida, per tutta risposta, ne mandò a suo marito. Peppe, non me ne subito caga, che ci sono qui scene che vanno a attaccare il riscosso con me, ha staccato quando? Ma come questione? Cioè, suo marito non ci spiegò la situazione. Cacchi, mio marito ci spiegò, ma Ida ne mandò a suo marito. Arriva sto in malo, che a mia mi fece un'impressione ruscimione malarrinisciuto e si vota con aria rimalancino vessutano e ci fa che cosa sotto campettaste con mia moglie e sua moglie che stava facendo luce idofo vuoi dire ci vota una boffa a mio marito che se non lo filmano ancora stassi firriano per tutto paese Mentre miano! È l'unica cosa che ne sa terroristi, cose vedoso, sai che cosa fa? Hanno oggi la vostra legge non interessa niente. Sapete qualche problema? Dite ai carabinieri che per ragione piglia qua e attacco puaico. E poi che faciste voi? Che potevamo fare? Le nappi maghiere! Però andiamo a fare subito a denuncia ante virgini urbani. Buono faciste voi. Come finì? Caderissimi virgini urbani che a casa pilligera nuosa, però non potevamo fare niente. Manco si l'avevano occupata abusivamente. Spatti, guinuti e bastoneateci! Tati! Senti a mamma, accompagnano a bagno dove gli raccontare. Io non sia cacchi come vendicaro bagno. Io sia cacchi come vendicaro. Poverissimo che ne successe. Ma vedi che malavventura, oh. Vedi che cosa. Vedi che fa fare essere sempre gente onesta, pagare i tassi e fare sempre così in regola. Passano anni e menzione aspetta sottoino. Vedi con che lavo giù, gente disonesta e ti levano un guasto. Luaci, io non lo con tutta la nostra povertà pagamo. Avevi ragione. Che delinquentistico di la vita non si sbatte. No, ci aspettavo uno sciutuillo per anni. Poi venne il primo che passa, che si picchia a casa. A luce non si sa per un ne sa va attacca. L'acqua non si sa per un ne sa va a picchia. E schetto senza pagare tasse, magari campa meglio le nuage. Magari. Ma basta, non ci pensiamo più. Che cosa non ci aspettavamo? Il nome Natale, amo sta casuzza come è combinata. Invitate la ragazza, dai. Senti, aiuta, mano. Aiuta nonna. Nonnina cara. Senti, te l'ho detto io. Puro. Vieni mamma, vieni. Vai a guardare la casa, nonna, dai. E allora, Cetti? Chetti, chiamami Chetti. Sì, Chetti. Bello il suo nome, Chetti. Pure Cettino è bello, ma Chetti ave qualche cosa di particolare, come si dice? Rifino? Così, rifino, elegante, internazionale. Oh, grazie, Salvuccio. Senti, Chetti, io ti volevo chiedere scusa per prima. A me pareva un lagio, non ti voleva soffiare. E invece non sia un lagio, invece... E invece? Sei una bravissima e bellissima ragazza. Per dire la verità, assomigli che a Rosario Maggio. Grazie Salvuccio, ma se proprio devo essere sincera, non è che mi sciuppiesta così tanto, no? Perché non hai forza, ci mancherebbe. Però la tua stretta era così ferma, così salda, così... come posso dire, così maschia e così maschia. Però si sentiva nella tua delicatezza, la tua mascolinità. Se dici così però mi fa diventare russo. La verità, Salvo,
E senti Chetti, ma come mai per fare questo trasloco un vaio zito? Un mezzito. Io mi pare un poco impossibile visto che io zito un naio. No, ma che pare hanno? Una bellezza rara come tia è un navuzzito. Ma forse perché non ha trovato chi dato è tizza? Ma veramente i ragazzi che mi facessero cuitti ci fossero, però... E allora perché non si zita? Perché ancora non ho trovato un ragazzo da fatto in mia, un ragazzo educato, gentile, onesto. E diciamo, un'anticchia da bello come Mattia, va. Ah, che tuccia! Se di occhi rissi non mi dicessero che sei sincera, stesse pensando che mi stesse pigliando per fisso. No. E tu sei zito? No, assolutamente no. Ah, capisco, bene. Quindi... Aspetta! no. Ci può sempre trovare subito beneficio di sta situazione. Dici? Tagliate lì che strumbietto! Parano rupalmente spennacchiate! Dai a chi di lui! Ma che dai? il tempo per fare amicizia? Sentina mamma, tu le birre a casa! Io dopo, mamma! Dai! Birre a casa! Buccia, mamma! Tu la chi a fare oggi subito! Vai! Vedete. Accattami i pantaloni! E a me che mi sta contando un mentare a sta pennata tagliere! Un lattire, ma come scherzo un lattire? Ma che è? Oh, ma si può sapere che avete tutte lui! E poi vuol dire, manca mi arrivato, tanto, e già te fare conoscere di tutto vicinato! Signora, non ci sono problemi, perché se perché sto, non saremo a fare conoscere il resto del vicinato, perché un signor Canarino. Tortorello, non cominciamo, signor Tortorello, mettemi punti. Vabbè, Canarino, Tortorella, sempre nascendo, no? Anzi, visto che siamo in tema di volare, rifugitevi queste 4 robe che avete e cominciate a volare, correndo. Io ne come muovo, ma manco se me la piglia tutta la cavalleria ruzzicana. E poi le ricordo, mio caro signor Piccione. Senta, io mi chiamo Gino Quagliarella. E vabbè, lo Quagliarello, Piccione, che cancia, sempre lei male, no? E comunque, io nel capo non mi muovo, che l'ultima volta con tutto il diritto che avevo, occupare la mia casa abusivamente e ancora che si aspettano i vigili urbani che vanno a chiccano fare la casa a due cose fatose. Un barrare poi parti di colpi regnati che ha boscato. I corpi regnati si ci rettero, vuol dire che se le meritate, caro signore Ced. Tienimi luce fissa, tienimi perché non lo so a chi so chi ci con me. Ti giuro che andate a picchiare le contene ancora, c'ha fallo un capo a panza. Insomma, basta! Mi state parendo rupiccerite tutte roe! E insomma, appunto, vi volete calmare e mi facete capire pure al macizzo che sta succedendo? Sì, giusto! Ma ti verissero comuni? Mamma, che ne vanno a dire? Niente. Come niente, papà? Niente. Niente, non ne restano niente. Perché quando siamo andati al comune, siamo andati all'ufficio informazione per informarci di quello che era accaduto e quindi ci siamo andati a informare con chi noi dovevamo andare a parlare per risolvere il nostro problema. Ne registro che l'impiegato con cui noi dovevamo andare a parlare per risolvere il nostro problema era occupato ed era fuori per ciavaglio. Per cui, se... Che? Mira attenzione! Per cui... Il problema fu che quando siamo andati là e quelli ci hanno detto che questo non c'era perché era fuori per ciavagli, ne dessero pure che se non tornava per domani tornava forse dopodomani, se ne veniva buono però, per cui siamo andati giù, siamo usciti giù del comune, siamo ritornati di nuovo indietro e quindi... Avete capito? No! Non facciamo niente! Insomma, ora che facciamo? Che facciamo? Che ci pensiamo? Noi abbiamo qua all'alza del sottofondo. Arriviamo per prima a Carente e dice io ne come muovo, ma manca accantonato. Cioè, ci mancassi solo che ne avessimo a ghirinoace. Infatti, dunque, mai so capito. No. La cosa è semplice. Ecco. Mi dispiace, ma cosa, signor, che calazza se ne va via. Ecco, si disse. Senta,
Le ho detto che io mi chiamo Quagliarella! E va bene come dice lei, signor Quagliarella, perché rosso, palomea, tace d'ozzo, come schifo vuole lei? Vai, sa che per me se ne va, sa ricogli queste quattro cose chiave e se ne torna subito alla sua casa.